Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al calciomercato. Batman napoletano, piccola premessa, non state vedendo più video sul calciomercato perché ho pochissime notizie, quasi nulle, sul calciomercato, essendo periodo di Serie A di partite, quindi il calciomercato si concentra più durante la settimana, perciò durante magari il sabato e la domenica non vi porto, non vi porto contenuti dedicati al calciomercato. Però, vabbè. Allora, in questo video andremo a fare, vi andrò a dire, vi andrò a far conoscere la storia del Liverpool. Io non so se farò anche uscire quella dell'Everton, essendo il club rivale a Liverpool, non lo so ancora. Penso che, penso che diciamolo, un altro video lo farò uscire dopo mezzogiorno e mezza, più o meno, più o meno. Poi non so se appunto come vi ho detto Everton oppure no. Allora, partiamo subito. Allora, l'inno del Liverpool è You Never Walk Alone. Poi il Liverpool è stato fondato nel 1892. Poi la città appunto è Liverpool. Il club rivale, come vi ho detto prima, è l'Everton. La nazione è l'Inghilterra, dove si trova il Liverpool. Tra l'altro è campione in carica d'Inghilterra, essendo che l'anno scorso ha vinto il suo 20° titolo. Campionato Premier League. Proprietario del Liverpool è Wenway Sport Group, quindi come vi posso spiegare bene? Allora, avete presente i proprietari del Manchester City che tengono sono arabi che tengono, sono proprietari anche di altri club, Palermo, Girona, la stessa cosa. Il Liverpool ha questo gruppo di cui americano, se non sbaglio, e appunto ci mette i soldi al proprietario, ma anche altre squadre in Inghilterra, no, adesso non ricordo quale e anche fuori dall'Inghilterra. Il presidente è Tom Werner, poi l'allenatore attuale del Liverpool è Arne Slot, poi lo stadio in cui gioca il Liverpool si chiama Anfield. A 60.000 a 62.000 più precisamente 62.000 posti a sedere. Il miglior era indeciso se mettere Momo Salah come miglior giocatore o se Steven Gerrard. Perché? Vabbè, Steven Gerrard lo conosciamo tutti, è stata leggenda del Liverpool, ma anche, penso, per i tifosi del Liverpool, anche Momo Salah ha vinto di tutto, ha vinto la Champions, ha vinto i campionati, ha vinto le coppe, ha vinto, ma anche a livello di prestazioni, forse nell'ultima stagione, ultime 2 stagioni, se vogliamo dire, sta tra virgolette calando un po', però in generale in tutta la sua carriera al Liverpool ha sempre, diciamo, fatto bene, ha sempre performato bene. Poi, ora, però poi ho deciso di mettere Steven Gerrard, che è stata, secondo me, una leggenda molto più importante, ma di poco rispetto alle altre. Poi passiamo al Palmeiras, prima di passare al Palmeiras, vi spiego un po' il declino del Liverpool. Allora, il Liverpool nel 1947 ha vinto il suo quinto titolo di Inghilterra, di scudetto. Poi nel 1950 il club, diciamo, perse la finale di una Coppa d'Inghilterra e un paio d'anni dopo, diciamo, non è proprio un declino questo, è diciamo un po' di storia.
raggiunse il record di miglior spettatori presenti allo stadio allora, circa 61.905 spettatori. Contro la sfida contro il Wolverhampton. Poi nel 1954, dopo altri campionati vinti 3 o 4, giunse la retrocessione in seconda divisione dopo 61 anni di storia, cioè nella Championship, con la nella Championship, che sarebbe la Serie B inglese. E poi il quinquennio successivo, quindi 5 anni dopo, fu il periodo più oscuro del club, con, diciamo, perse contro il Birmingham City per 9-1, circa 9-1. E poi, diciamo, si è risvegliata nel 1959, che ha iniziato a essere il Liverpool che conosciamo oggi. Allora, poi passiamo al Palmeiras, cioè ai trofei. Allora, il Liverpool, come vi ho detto prima, ha vinto 20 scudetti della squadra d'Inghilterra assieme allo United che ha più scudetti in Inghilterra. Poi ha 22 coppe, ha vinto 22 coppe d'Inghilterra tra Emirates Cup e la Bavaria. Poi ha 20 coppe di Lega inglese, quindi già siamo a 40-62 titoli. Poi abbiamo un attimo solo la sistema, un attimo l'inquadratura. Ok, l'ho avvicinato un po' con l'inquadratura, fatemi sapere se si vede. Poi ha vinto 37 Community Shield, poi 6 Champions League, 4 Coppa delle Coppe, 3 Europa League, Supercoppa UEFA sono 6 che ha vinto, Coppa Intertoto 2, 2 Coppe Intertoto vinte e Coppe internazionali, la Coppa internazionale l'ha vinta 4 volte, arrivando a 114 titoli in totale. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!